in collaborazione con Gruppo ENA. Dal secolo scorso la nostra passione sono i clienti. La cantina e vini Siddura, Sardegna in purezza. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. L'Associazione Culturale Intermezzo di Nuoro vi invita dal 23 al 31 luglio alla 35esima edizione del Calagonone Jazz Festival. Tregenta nel nome del pane. 23 e 24 luglio, Orta Cesus. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Apriamo questa nuova puntata, la terza di Panorama Sardo, speciale estate, parlando di occupazione. C'è un comunicato stampa della Regione dei giorni scorsi: la Sardegna è tra le prime 3 regioni in Italia in crescita. Questo testimonia l'impegno della Regione a favore delle imprese. Lo dice il presidente Cristian Solinas e ne parliamo con la presidentessa del primo consorzio di garanzia fidi in Sardegna del terziario, dottoressa Dessì. Questa è una novità vera e propria, ci ritroviamo al terzo posto in termini di occupazione, probabilmente c'è una forte influenza del turismo. Immagino che il settore turistico sia quello trainante, ma com'è nella nostra regione d'altronde, e poi soprattutto in questo periodo dove gli stessi dati turistici, sempre a detta della regione, sono dei dati molto positivi che stanno eguagliando i dati stupefacenti, comunque molto importanti del 2019. Qualcuno tra gli imprenditori che abbiamo intervistato ha detto addirittura che è l'anno record in assoluto, e questo avviene dopo 2 anni difficilissimi per il mondo dell'impresa e del terziario. Esatto, quindi diciamo, questo conferma proprio che il settore turistico è il settore trainante nella nostra isola e che sicuramente avrebbe necessità di importanti investimenti ulteriori, anche per far sì che poi la stagione turistica si possa allungare, che quindi non sia limitata diciamo all'alta stagione estiva. E sicuramente anche il dato dell'occupazione è un dato che tiene conto della stagionalità, quindi ben venga, ma ci auguriamo che la Regione prosegua con i suoi diciamo, investimenti nel settore proprio per l'allungamento della stagione. L'ultimo intervento dell'amministrazione di Viale Trento riguarda 30 milioni di euro che sono proprio indirizzati a questo settore. Se si riferisce all'ultimo bando che è stato, esatto, in realtà il settore che viene incentivato è quello del commercio. Proprio dalla lettura del bando risulterebbero questi incentivi proprio per le imprese prettamente commerciali. Quindi ci auspichiamo che che ci siano altri interventi proprio per il settore turistico.
Dobbiamo attendere ancora che venga nominato il soggetto gestore. È una norma che noi, o meglio è un bando che noi è da tempo che chiedevamo alla Regione sulla falsariga della legge 949 destinata al settore artigiano, che è una norma che ha dato degli importanti risultati nel settore e che insomma ci auspichiamo che anche per il settore commercio abbia gli stessi risultati. Ma voi avete il polso della situazione, le aziende e le imprese del terziario hanno ripreso a investire? Le imprese del terziario, qualcuna sta iniziando ad investire, sta anzi riprendendo con gli investimenti. Ci sono anche delle start-up, in realtà anche visto tutti i vari incentivi anche nazionali ed europei che attualmente sono attivi, però è anche vero che ci sono molte imprese che stanno ancora galleggiando. Secondo me poi i risultati diciamo del commercio soprattutto li inizieremo a vedere l'anno prossimo, perché ancora le imprese sono tra virgolette drogate dagli incentivi, dagli aiuti che il governo nazionale ha erogato in questi anni, ma che in realtà sono dei prestiti che le imprese ad un certo punto in cui dovranno iniziare a restituire, e questo momento sta arrivando. Quindi vedremo l'anno prossimo quali saranno i risultati. Riassumendo, possiamo dire, in questo momento storico siamo alle porte dell'agosto e quindi del momento nevralgico per quel che riguarda il tutto esaurito in Sardegna. Il turismo sta andando bene, ma io ritengo che anche il commercio sia fortemente legato al triplicarsi della popolazione. Ma questo è indubbio, certo. È normale che il settore turistico, che è quello trainante, poi si porta dietro tutto, perché è chiaro che il commercio, ma veramente tutte le attività, i trasporti, tutti i settori dei servizi, è chiaro, ma anche il settore dell'artigianato, è chiaro che è tutto trainato dal settore turistico, questo è chiaro, ed è per quello che l'auspicio è che la stagione venga, si faccia in modo che questa stagione turistica venga allungata, venga portata oltre i mesi tradizionali. L'anno scorso parlavamo di un autunno caldo, difficilissimo, quello di quest'anno come sarà? Non lo so, però come dicevo prima arriviamo, per quanto riguarda quelli che sono gli incentivi nazionali, arriviamo alla scadenza di questi incentivi e di questo periodo di sospensione. Il periodo di sospensione della pandemia che riguardava il mese di giugno di quest'anno è stato prorogato ulteriormente per via del conflitto Russia-Ucraina a dicembre del 2022, quindi ancora c'è, diciamo, la coda di questo periodo di sospensione, appunto. Come dicevo prima, è il 2023 che un po' mi preoccupa, ed è lì che veramente si vedrà quali sono le imprese che in questo periodo sono riuscite ad utilizzare tutti questi incentivi per crescere e non per restare a galla, e quindi avranno queste imprese sicuramente seri problemi nel momento in cui dovranno iniziare a restituire questi prestiti. Grazie davvero Maria Grazia Dessì, presidentessa del Consorzio di Garanzia Fidi del Terziario Cofimer. Adesso andiamo con la linea della regia. Continueremo a approfondire questi temi subito dopo la pubblicità, perché sentiremo quanto è accaduto in un confronto
politico ma anche economico tra l'assessora al lavoro Alessandra Zedda, la presidentessa della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati Romina Mura, il politico regionale Michele Cossa e il segretario regionale della CNA Francesco Porco, che ha organizzato questa tavola rotonda. A tra poco. Grazie. Le Proloco della Tregenta e il Museo del Grano vi invitano alla 6ª edizione Tregenta nel nome del pane, il 23 e il 24 luglio a Orta Cesus. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Immagina un mondo migliore. Un mondo dove le auto emettono solo acqua. Un mondo senza più barriere. Senza più incidenti. Immagina un mondo dove zero è solo l'inizio. Immagina un mondo Beyond Zero. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Rischi, opportunità e prospettive per il sistema imprenditoriale e l'economia della Sardegna. Rapporto nella rilevazione ormai consueta, fotografa un po' l'andamento congiunturale del settore, vi sono dentro tutti gli indicatori, come dire, economici, le risultanze e gli effetti anche dei primi mesi di quanto è accaduto anche in ragione di questa guerra che abbiamo nel teatro europeo, che non ha fatto altro che accelerare le dinamiche inflattive del caro prezzi e poi scaricarsi in maniera davvero molto pesante sull'economia. Malgrado un modesto recupero nel corso della seconda metà dello scorso anno e fino al primo trimestre 2022, il quadro che emerge dai dati camerali è molto negativo per il settore dell'artigianato regionale.
Guardando le nuove iscrizioni all'albo delle imprese alla fine del 2021 ne risultano tra le artigiane poco meno di 2002, un dato poco superiore al modestissimo risultato del 2020 che era pari a 1800 unità. Un tale incremento non definisce il quadro di un assetto imprenditoriale in miglioramento, considerando infatti lo stock di imprese artigiane attive al netto quindi delle cessate alla fine del 2021 risultano iscritte 34.207 imprese, ovvero lo 0,3% in meno rispetto al 2020. Un dato che definisce il 13° anno consecutivo di calo per il sistema dell'offerta artigiana sarda. In sostanza, la fase di crisi economica indotta dall'emergenza sanitaria ha impattato su un settore già gravato da una crisi strutturale di lunga durata e sul quale non sembrano aver avuto un effetto significativo le misure di sostegno messe in campo dal governo e dalla regione. Se poi si amplia l'arco temporale, emerge con chiarezza l'entità della crisi del settore nell'isola. In 12 anni quasi il 20% delle imprese artigiane, circa 9.000, è uscito dal mercato. Come è noto, il sistema dell'artigianato regionale era cresciuto con continuità in termini demografici fino al 2008, quando in Sardegna erano censite ben 43.000 imprese contro le circa 34.000 viste oggi. Il 28,5% del totale, una quota non distante da quella delle regioni storiche dei distretti industriali come Marche, Toscana e Emilia-Romagna, dove oggi è pari a circa il 30%. In quegli anni l'artigianato era stato uno dei motori dell'economia artigiana. Dopo la crisi finanziaria globale, però un tessuto imprenditoriale evidentemente troppo fragile non ha retto all'impatto con una congiuntura economica mai tornata vivace e oggi gli artigiani rappresentano il 24% del totale delle imprese sarde. Lo stato di salute del nostro comparto non è molto, è divagante, diciamo, non è molto bello. Dopo questi 2 anni che abbiamo passati, 2 o 3 anni di pandemia e roba varia, adesso si è aggiunta anche queste ore, questa crisi di governo che ci mette ancora più in difficoltà. Però io sono un ottimista di natura, quindi penso che avremo la forza di continuare e di andare avanti. Escluso un po' il turismo che sta andando, perché insomma abbiamo le nostre coste che sono sempre piene e questo ci fa ben sperare. Però le altre industrie non vanno tanto bene. Le costruzioni poi il 110% sta andando, se si riesce a sistemare questo benedetto bonus che hanno fermato tutto, e speriamo bene. Questa è un po' la situazione ad oggi. Vostri ospiti per l'evento di presentazione del report, 2 assessori regionali, l'assessore del lavoro e l'assessore dell'artigianato e del turismo. Qual è la vostra richiesta, il vostro appello? Il nostro appello è sempre quello che abbiamo sempre fatto, anche all'assessore Chessa, più di una volta ci siamo incontrati, devo dire che è stato sempre abbastanza attento alle nostre richieste, ma soprattutto un tavolo per fine dell'estate, a settembre, che ci dia la possibilità di esporre tutti i nostri problemi e cercare assieme di risolverne qualcuno anche importante, specialmente la burocrazia. Io su questo sono sempre stato critico da sempre, perché ci incide un 30% per le nostre imprese. Quindi su questo tema il riordino di tutte le cose è molto molto importante per noi. Ci sono anche altre cose, non è che cito anche la situazione dell'acqua, la situazione degli enti locali che non riescono a fare i progetti come devono essere fatti, la lungaggine delle gare d'appalto che poi si fermano, non vanno avanti, sono tutti temi importanti che prima o poi dovremmo affrontare, più prima che poi dovremmo affrontare e cercare di risolvere tutti assieme. Osservava il vostro presidente, segretario Porcu, che c'è grande preoccupazione anche nel mondo artigiano per quanto sta accadendo a livello politico nazionale. Senza ombra di dubbio siamo precipitati in una crisi di cui non si capisce il senso, davvero incomprensibile,
col paese che si trova, come dire, terremotato, investito da una situazione economica molto pesante, se guardiamo la prospettiva, non solo alla guerra nel teatro europeo, ma al tema dell'accendersi dei fenomeni inflazionistici, le materie prime, la difficoltà nell'approvvigionamento, insomma una condizione davvero molto difficile, con le istituzioni che dovrebbero essere impegnate a rendere efficace l'azione di gestione per poter scaricare a terra gli investimenti molto importanti del PNRR e noi diciamo anche dei fondi strutturali in Sardegna. Peraltro queste vicende a livello nazionale mettono anche in forze e noi rischiamo davvero di non riuscire a completare e portare a termine quell'obiettivo molto importante che è il risultato di inserire in Costituzione questa modifica che darebbe alla Sardegna la possibilità di vedere riconosciuti i suoi diritti, parliamo di insularità. Parliamo adesso dei numeri del vostro report. Uno su tutti colpisce in maniera particolare, nonostante la pandemia, nonostante la crisi, l'inflazione, l'aumento dei costi delle materie prime, si sono persi solamente in questi ultimi 2 anni lo 0,3% delle unità attive. Sì, l'artigianato ha mostrato una capacità di tenuta davvero eccezionale e anche sorprendente. C'è stata la tenuta occupazionale, c'è stata anche una significativa capacità delle imprese di programmare e di attuare gli investimenti, il 38% delle imprese. Passiamo al 56% per le imprese più strutturate con volume d'affari superiori ai 500.000 euro. Rimangono ovviamente condizioni di criticità sostenuta e soprattutto se questa condizione dovrebbe persistere. In queste ultime fasi ricordiamo, lo citiamo nel rapporto, che il 56% non ha scaricato i maggiori costi di produzione sull'utente finale. Il 42% l'ha fatto in una misura minima, un quarto. È una condizione che erode i margini aziendali e che non può essere sostenuta per lungo tempo. Riepilogando, 34.000 imprese attive che rappresentano il 25% del tessuto economico regionale. Sì, l'artigianato, pur con i numeri che sono stati, come dire, ridimensionati da un decennio terribile, rappresenta un quarto delle imprese sarde, il 20% degli addetti, il volume d'affari siamo intorno al 20%, una capacità straordinaria di produrre ricchezza e quindi valore aggiunto, e questa ovviamente deve essere una delle motivazioni che deve spingere il sistema tutto a tenere in giusta considerazione un comparto che è uno dei motori dell'economia sarda. Ne parlavamo con il segretario Porcu, grande attenzione della Regione in quest'ultimo periodo, in questi ultimi mesi, per il settore dell'artigianato che rappresenta un quarto delle aziende sarde. Ma in questi ultimi mesi una misura specifica e significativa, ma l'attenzione c'è da quando noi abbiamo iniziato, abbiamo superato, anche affrontato la pandemia proprio perché abbiamo voluto investire sulle attività importanti, produttive della Sardegna, e credo che l'artigianato sia assolutamente eccellenza oramai nella nostra isola, ma fa anche tanta quantità. I numeri confortano perché soprattutto le grandi e medie imprese artigiane stanno riuscendo a reggere, le piccole e le micro hanno ovviamente più difficoltà, ed è per questo che anche, manco a dirlo, col Fondo Resisto abbiamo racchiuso tanti interventi proprio per il settore dell'artigianato. Assessore Azzedda, fino a che punto siete preoccupati per i problemi a livello di governo in un momento in cui stava per essere riconosciuta l'insularità della Sardegna? Ma io credo che mercoledì sia un giorno importante dove si deve obbligatoriamente continuare con Draghi. Questa non solo è anche la posizione nazionale del mio partito, ma credo anche che tutti quelli che oggi hanno a cuore il Paese vogliano questo, e allora io mi auguro che la prima norma che entri in Parlamento per l'approvazione definitiva sia proprio quella della nostra insularità. E il percorso della Sardegna verso il riconoscimento dell'insularità riguarda in modo particolare, in modo specifico, il lavoro che sta compiendo Michele Cossa,
Un grande problema, quello che si è verificato con l'addio momentaneo di Draghi. Sì, siamo arrivati all'ultimo metro più che all'ultimo miglio, mancava soltanto il passaggio in aula, già calendarizzato per lunedì 18. Io temo che il calendario della crisi determinerà il blocco di questo percorso. Per la Sardegna sarebbe un disastro, 5 anni di un lavoro enorme, 200.000 firme, centinaia di volontari, il coinvolgimento di tutta la società sarda e di tutta la politica sarda rischiano di essere vanificati. Questo è il motivo per cui ho fatto un appello a tutti i parlamentari sardi perché coinvolgano il loro capigruppo, perché il provvedimento su cui c'è sempre stata l'unanimità vada comunque avanti. A livello nazionale gli artigiani hanno le attenzioni che hanno in Sardegna? Questa è una curiosità. Beh sì, noi a livello nazionale abbiamo un'importante legge che agevola il credito artigiano, che è molto utilizzata adesso anche qui in Sardegna e anche di recente. Però guardi, io ritengo che non sia mai troppo l'attenzione per gli artigiani, perché l'artigianato nel comparto delle piccole e medie imprese rappresenta forse il settore, la modalità, ecco, di prestazione, di creazione. Andiamo al dettaglio, aggiunto. onorevole. In Sardegna rappresentano il 25% dell'intero comparto economico. In Italia? Beh, anche in Italia adesso la percentuale esatta, adesso io non la ricordo, però sono molto di più del 25% anche in Italia, sono di più perché la piccola e media impresa per la maggior parte è artigiana, adesso non mi voglio... Poi abbiamo delle regioni in assoluto come le Marche che sono dominanti in questo settore. Ma lei è preoccupata per quanto è accaduto la scorsa settimana a Roma? Draghi che saluta e che domani, mercoledì, potrebbe dire di no o di sì all'invito del Presidente della Repubblica? Guardi, sì, ovviamente sono preoccupata, come tutta la classe dirigente del Paese, politica e non. E direi anche che sono preoccupata anche rispetto al settore dell'artigianato, perché noi sappiamo che nel nostro Paese l'artigianato è molto legato all'export, no? E noi in questa fase anche di grande crisi geopolitica stiamo pagando un prezzo anche rispetto all'esportazione del nostro valore aggiunto, del Made in Italy. Per cui la presenza e la permanenza del Presidente Draghi in questa fase è una carta che noi ci giochiamo anche a livello internazionale per garantire, insomma, che la nostra economia, anche le nostre vetrine di prodotti e produzioni a livello internazionale riprendano quell'importanza che hanno sempre avuto nel passato. Quindi sono molto preoccupata e confido in un'assunzione di responsabilità di tutte le forze politiche, altrimenti andiamo al voto. La democrazia non va mai temuta, gli strumenti democratici non vanno mai temuti. Certo, ci sono delle occasioni che si potrebbero perdere, dal PNRR ad altre. L'assessore competente sui temi dell'artigianato è Chessa, che ha voluto assolutamente che il comparto viaggiasse in questi anni strettamente legato al mondo del turismo. Il comparto aveva bisogno di un rilancio, molte aziende erano in crisi e con questi soldi stiamo mettendo in modo concordato anche con le richieste dell'associazione, c'è un rilancio delle aziende, le 33.000 aziende degli artigiani non sono poche, la pandemia le ha messe in ginocchio, però noi siamo intervenuti fortemente con finanziamenti che vanno a finire poi alla fine di dicembre di circa 50 milioni di euro e la bontà di questi finanziamenti che stiamo dando c'è il 40% a fondo perduto, quindi una grande possibilità di rilancio, ma c'è anche da dire che il 60% di investimento lo fanno i titolari delle aziende, quindi un grande rilancio e sta avendo un grande successo. Io sono molto soddisfatto, credo che possiamo ritenerci soddisfatti, certo che non è ovviamente la soluzione di tutti i problemi perché ci vorrebbero milioni di euro, ci vorrebbe un bilancio regionale per coprire tutto il comparto delle 33.000 aziende. Però di riflesso mantenere le aziende aperte vuol dire anche dare un servizio al turismo in generale. Di riflesso ci guadagniamo tutti, rimangono aperte le botteghe, rimangono vivi gli artigiani, quindi si dà una possibilità veramente di ripartenza. Parliamo adesso di quanto è accaduto la scorsa settimana e non riguarda l'artigianato ma riguarda l'investimento della Regione su quello che sono gli eventi.
e il mondo del folklore si è trovato in contrasto con tutto quello che è il mondo che anima in termini di musica la regione. Lei, assessore, è stato accusato da una parte di aver sostenuto in maniera più importante il settore del folklore. Io ho detto chiaramente che puntavo al rilancio degli eventi identitari, quindi la cultura in generale è già ben sostenuta dall'assessorato, giustamente, la pubblica istruzione e cultura, non sono io che gestisce quell'assessorato, il mio collega ha portato dai 6 milioni all'anno di contributi al comparto della cultura e spettacolo a 8, oltre 8 milioni all'anno. Pensate che negli ultimi 5 anni sono stati già erogati oltre 37-38 milioni di euro a questo comparto della cultura, in più quelli che dava stato al turismo. Io ho cercato di ribilanciare un po' il settore del folk, ma anche della cultura identitaria, dei suoni alla moneta, canti a tenore, i suoni a chitarra. Perché? Guardate che con la pandemia forse qualcuno se ne è accorto. I gruppi folk non si sono potuti esibire, i gruppi erano tutti distaccati l'uno dall'altro, non si sono più riuniti, hanno perso anche la voglia di stare assieme. Questo finanziamento è un rilancio della nostra storia identitaria, è un contributo per cercare di riportarli a stare assieme, frequentarsi e esibirsi e anche esporre costumi, tradizioni. Niente di offesa per nessuno, però sono due settori completamente diversi. Io ho messo un budget molto minimo per il settore cultura e spettacolo. Perché? Perché già ne prendono, non dico che siano abbastanza, ma ne prendono a sufficienza per essere parzialmente soddisfatti, cosa che altri settori non ne prendevano. Poi io faccio promozione, quindi il mio era un investimento sulla promozione identitaria della Sardegna e su questo ne sono convinto. Quindi mi dispiace per chi si sia offeso, però guai a toccare quel comparto, ma chi l'aveva mai toccato? Io non ho niente, anzi la cultura però, oltre che cultura del jazz, cultura identitaria, cultura degli spettacoli, ma c'è anche una cultura identitaria. Io rappresento un progetto sardo d'azione che punta alle nostre tradizioni, alla nostra cultura. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Ogni cosa che ci circonda nasce da un sogno e diventa futuro. Il nostro è un viaggio che evolve nel tempo, trasformandosi in un nuovo mondo. Dove le performance sono sostenibili, la tecnologia hybrid è di serie su tutta la gamma. Suzuki 100% hybrid. Suzuki, tecnologia da incentivi. Suzuki. Le Proloco della Tregenta e il Museo del Grano vi invitano alla 6ª edizione Tregenta nel nome del pane, il 23 e il 24 luglio a Orta Cesus.
Setrand, settore ecologia. La Setrand, leader in Sardegna nel settore ambientale, si rivolge alle amministrazioni pubbliche e alle aziende dell'isola. Mettiamo a disposizione la nostra struttura organizzativa fornendo un valido supporto per la gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in linea con la nostra certificazione EMAS. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. In questo momento della trasmissione parleremo di un evento, parleremo di beneficenza, parleremo di bambini che hanno dei problemi e lo facciamo insieme a Piero Marras, che ci ha tenuto compagnia nell'ultimo periodo tante volte. L'abbiamo trovato a Oristano per Zorro, l'abbiamo trovato a Poggio dei Pini e oggi è qui per i bambini, per fare della beneficenza. Ma sì, sai, quando tu fai questo strano mestiere, io lo considero un mestiere anche se l'incrocio tra passione e lavoro è la cosa più bella. Insomma. La musica ti dà questa opportunità, no? Di essere utile, quando devi fare qualcosa, chiamiamo musicista, cioè la musica riesce a essere un grande elemento che coinvolge la gente, che rasserena gli animi e poi che dà suggestioni particolari. E che poi insomma anche funziona, perché insomma la gente viene e quindi io musicista l'ho vissuta tante volte, è un onore, ma è anche una cosa privilegiata, nel senso che c'è tanta gente che fa beneficenza e non si vede. Io invece sono visibile, ma io penso a tutti quelli che lo fanno spontaneamente e sono sotto traccia, che quella poi è la cosa più bella, devo dire. Io ho la fortuna di essere visibile, insomma, di dare quello che so fare, poi insomma musica, canto, faccio e sono sempre disponibile a queste cose, valutando di che cosa si tratta chiaramente, però qui oggi è una cosa molto bella, molto seria. Quando Gigi Riva tornerà, non ci troveranno ancora qua, con la vita in fallo laterale e il sorriso fermo un po' a metà. Tornerà la voglia di sognare, quando Gigi Riva tornerà. Quando Gigi Riva tornerà, torneremo tutti in Serie A, dopo tanti calci di rigore, troveremo insieme l'umiltà a ricominciare con più cuore, quando Gigi Riva tornerà. Crescerà la solidarietà, ci sarà un po' più di umanità, e sapremo piangere davvero quando il sogno ci confermerà che non passerà più lo straniero, quando Gigi Riva tornerà. Su 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 come gli alpini, niente più paura ormai ci fa. Su 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 che siamo i primi, tutti insieme verso il sole, tutti insieme verso il sole, quando Gigi Riva tornerà. Dopo 2 anni di sosta per la pandemia, voi artisti vi siete scatenati? Ma sì, devo dire che ognuno l'ha vissuta in maniera diversa. Io ad esempio sono abituato a stare molto solo e alfierianamente chiuso in casa. Quando devi scrivere, devi comporre, devi darti una disciplina, capito? Per cui per me è cambiato poco. Poi avevo la fortuna di avere una casa con un giardino, per cui potevo uscire, insomma, quindi ho vissuto questo in modo creativo e anche prodotto parecchio, devo dire. In certi casi adesso è la pandemia che mi ha costretto, ma io lo consiglio a tutti quelli che fanno musica, cioè di dedicarsi un periodo, cioè tagliare con tutto il resto che poi sono le bollette, andare a fare la spesa, fare le telefonate, occuparsi dei concerti, tagliare e occuparsi del proprio animo, della propria creatività, farlo con disciplina però.
Stanotte ho sentito un grande boato, sembrava una bomba chissà. Mi ha fatto paura, la casa ha tremato l'intera città. La gente per strada, la gente scappava, zan zan. Non era una bomba quel grande boato, ma un tuono lontano laggiù. Tu questo hai sentito, di certo hai sbagliato, sono grande, ne son un po' di più. La gente per strada, la gente ballava, zan zan. Certe volte Miguel, questo mondo può farti paura. Per fortuna Miguel non è il solo che c'è, basta chiudere gli occhi. Questo dibattito che si è aperto fra gli artisti, chi fa il folk, la Regione Sarda assessorata alla cultura. Volano gli stracci. Ma mi vuoi bene tu o no? Devo entrare in questa... No, guarda, mi dispiace perché poi alla fine io sono una persona di pace. Devo dire che si parte dall'identità, l'identità non è una cosa ferma, è un concetto dinamico l'identità, cioè io non posso rimanere fermo alle Launeddas e con tutto il rispetto delle Launeddas, devo attualizzare le Launeddas, devo fargli vivere questo tempo. Tu il Colosseo o qualsiasi bel teatro, vedi Verona, no, l'Arena, non è che lo lasci lì fermo, vive perché tu fai sì che quel posto ospiti cose nuove, di questo millennio. E quindi io voglio che anche questi strumenti si attualizzino, cioè che rimangano coevi di questo tempo. Lo dico perché credo nell'innovazione della tradizione. Non è ferma la tradizione, non è che siamo fermi con tutto che sono le basi, tenores, quel suono lì ci appartiene. Io ho fatto un'operazione ad esempio che ritengo sarda, molto sarda, e molto spesso ho usato i sintetizzatori che richiamavano le Launeddas, molto spesso li ho fatti io i cori a tenores, ma tutto questo non significa che io abiuri la tradizione e questo suono. Dall'altra parte l'assessore qualcosa di interessante l'ha detta, nel senso che questa isola non può essere l'isola del jazz. Qui ci sono talmente tanti festival jazz che superano quelli dell'Emilia, delle cose, in rapporto al numero degli abitanti mi sembra un'esagerazione. Questo lo dico perché è anche a discapito, voglio dire, tutto questo, ci sono 2 o 3 festival che meritano, lasciamone 2 o 3 e poi propagandiamo questi che sono di livello. Il resto segue, capito? Perché un tale si è messo in testa, questo poco si sa. Una volta c'era una delibera che diceva che dove c'è scritto Festival Jazz noi diamo dei contributi. Allora le ultime feste di piazza mettevano Festival Jazz e avevano il contributo. Questo è da verificare, ma è così. Cioè voglio dirti, cerchiamo un equilibrio, no? In tutto questo e cerchiamo soprattutto di valorizzare questa terra, perché noi abbiamo la grande capacità di avere un suono di lingua, capisci? Un suono che si può lavorare, capito? Come l'inglese, che va esportato come esporti il vino, come esporti la salsiccia, come esporti tutto questo. Bisogna puntare in alto, bisogna spingere e sostenere soprattutto i ragazzi, i giovani che sono dei talenti incredibili e non ce ne accorgiamo. Quindi questo dico io, un equilibrio tra le due cose, che non può esistere il bianco e il nero. Allora, quello dice che la tradizione è la Launeddas, l'altro che è il grande artista jazz, che tra l'altro è un amico e che stimo molto, che è Paolo Fresu, però troviamo un equilibrio, la musica non può essere un elemento di contrasto e anche chi fa turismo, lascerà il turismo, deve favorire un abbraccio con la musica, questo è il mio messaggio. Noi si chimos a suonare in Susanna è contento non lo lascia singazzare mere me a questo momento noi si chimos a suonare.
Abbiamo ascoltato Piero Marras ed eccoci con Fabiola Tuveli, che è nel direttivo dell'ASGOP, che è l'Associazione Sarda Genitori Bambini affetti da oncoematologia pediatrica. È corretto? Sì, buonasera. È un'associazione che è nata nel 2007 nei corridoi del microcitemico da un gruppo di genitori che al momento aveva delle esigenze da rappresentare riguardo al benessere dei propri bambini affetti da tumori pediatrici, e che come spesso succede quando nasce un gruppo di sinergie così intense, si sono messi insieme e hanno portato avanti le loro battaglie, le loro richieste, le loro esigenze. Negli anni è cresciuta. Noi siamo una seconda generazione di gestione. Io ne faccio parte dal 2016 personalmente, la presidente si chiama Francesca Zeccheddu, nel direttivo siamo meno di 10 persone, prevalentemente mamme, e la caratteristica principale, il valore aggiunto della nostra associazione, una cosa alla quale noi teniamo moltissimo, è che noi siamo tutti genitori di bambini che sono stati affetti da malattie oncologiche e che quindi hanno vissuto in prima persona questo dramma. Babu meru, babu babu, oh babu, babu meu vizinho, non vou cambiare as coisas. Babu, babu meu vizinho, lo vivieschi nel zaino. Non può cambiare as coisas. Non può cambiare as coisas. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio. Da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. High Drive, High Style. Nuova Toyota Aygo Cross. A testa alta, via inarrestabile. Fai impresa.
La fai bene. Meriti credito. Non c'è solo il credito bancario. Con i mini bond e le cambiali finanziarie coperti dal fondo di garanzia, i tuoi progetti trovano nuovi investitori che credono in te. Contatta Spheres. Le Proloco della Tregenta e il Museo del Grano vi invitano alla sesta edizione Tregenta nel nome del pane, il 23 e il 24 luglio a Ortacesus. Setrand, settore ecologia. Grazie agli impianti innovativi e al costante sviluppo tecnico recuperiamo oltre il 70% dei rifiuti da noi gestiti. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. E siamo alle conclusioni, quindi abbiamo ascoltato Piero Marras, abbiamo ascoltato la rappresentanza di questa organizzazione che segue i bambini con queste problematiche e mi sono accorto che la padrona di casa si è incaricata addirittura della lotteria. Sì, certo, perché insomma oltre al biglietto d'ingresso, il cui totale sarà devoluto totalmente all'associazione ASGOP, abbiamo pensato di fare anche una lotteria. Tantissimi sponsor si sono resi disponibili a dare un omaggio per poter raccogliere più fondi per questa associazione che fa delle cose straordinarie. È un'associazione particolare che aiuta proprio i genitori oltre che i bambini, perché quando i bambini sono colpiti purtroppo da questo male, le famiglie arrivano da fuori, loro gli danno tutta l'assistenza e l'accoglienza necessaria per poterli assistere più da vicino. A differenza di questa associazione, le istituzioni purtroppo non fanno niente per queste persone. Che avrebbero bisogno di case d'accoglienza per poter soggiornare vicino ai loro bambini e basta. Quindi l'ASGOP ci pensa a lei. Conclusioni obbligatorie. Da imprenditrice del settore del turismo, questo 2022 che cosa ti sta regalando? Allora, sicuramente c'è una rinascita per cui si vede tanta voglia da parte delle persone di viaggiare, di tornare a fare una vita normale e i numeri sono interessanti, abbiamo anche la fortuna di avere tantissimi nuovi voli che arrivano dall'Europa in Sardegna e iniziamo infatti a vedere l'arrivo di moltissimi turisti stranieri, soprattutto inglesi e americani che da tempo, purtroppo da 2 anni, non si vedevano. I nostri turisti infatti sono principalmente americani e inglesi e possiamo dire che i numeri sinora sono soddisfacenti. Speriamo che sia una vera rinascita, una vera ripresa, perché abbiamo tutti bisogno di questo. L'esperienza saprà far di te il più potente re. L'esperienza saprà far di te il più potente re. Non la voglio, non mi serve l'esperienza, puoi gettarla in fondo al mare. L'esperienza che mi porti un brutto libro, tutto da dimenticare. Dopo aver visto in concerto Daniele Caria, mi sorge il dubbio che questo zio Piero abbia influito su questa passione per la musica. Beh, te ne sarai accorto, è assolutamente innegabile. Diciamo che indegnamente seguo il solco suo. Io ho sempre avuto la passione, però ovviamente stiamo parlando di 2 misure diverse. Per me adesso è chiaro che verrà considerata un'affermazione così da nipote, però per me lui è veramente un riferimento. Ho ascoltato tutti i cantautori, ma lui è uno di quelli che penso abbia fatto delle cose fondamentali per la storia della musica. Quindi sia nella ricerca ma anche nella canzone italiana tradizionale d'autore, cose secondo me come quelle che abbiamo sentito oggi che sono immortali.
che superano, diciamo, le mode dei tempi, e io mi ispiro molto a lui. Secondo me questa musica è una musica che non ha età, cioè se la suoni in maniera acustica, semplice come oggi, ascolti volentieri anche dopo 30 anni. Ma lei non sarà, ma lei non sarà sempre così, norma in mezzo al guado, le concetto che si è rifiutato, perché anche con l'intimo di pizza ti puoi sentire a pezzi. Ma lui è molto bravo alternando la lingua italiana alla lingua sarda. Tu ci riesci? No, io in questo, diciamo, in questo solco non l'ho seguito, nel senso che io, a parte che io sono nuorese di origine come lui, però io non ho vissuto a Nuoro, cioè i miei genitori sono entrambi nuoresi, ma lui ha fatto, diciamo, tutta l'adolescenza lì, quindi ce l'ha dentro in una maniera diversa. Io lo sento, però non sono capace di farlo come lo fa lui. Io sono nato a Cagliari, infatti avrai sentito espressioni di cagliarità. Non sarà la pioggia di metallo, nell'orrore in fondo ad ogni sguardo. Non saranno bombe sulle tombe o altre macerie a portarci via. Alle grida della notte, ma questa esistenza ormai senza vita. Vorrei ricordare che questo concerto era previsto già da 3 anni fa. Sì, perché in realtà era una proposta che mi era stata fatta nel 2019 quando era uscito il disco. Poi ci è arrivato sul collo il Covid e è cambiato il mondo, quindi devo dire che ci sono stati dei periodi in cui ho pensato che non saremmo riusciti a riprendere a fare spettacoli. Sono stati anni tosti per tutti, secondo me. Abbiamo anche scritto una canzone su questo che oggi non abbiamo suonato, però è stato un periodo di grande chiusura, di intimità, anche di riflessione. Poi adesso c'è molta voglia di riprendere e effettivamente siamo riusciti a farlo. Hanno ripreso il filo da dove si era interrotto e questo è il merito di chi l'ha organizzato. Io ovviamente la disponibilità l'ho data ancora più volentieri adesso. Son venuta a fare, sciumbullata in mezzo al mare, dove andami mi riesci, dovevo nascere pesce, ma cosa son venuta a fare? Sciumbullata in mezzo al mare, con la nausea che mi cresce, dovevo nascere pesce. Genuinità, qualità e tradizione sono gli ingredienti della ricetta che da oltre 40 anni certifica la unicità delle produzioni di una pasticceria artigiana che oggi è leader del settore nell'isola. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. L'Eproloco della Tregenta e il Museo del Grano vi invitano alla 6ª edizione Tregenta nel nome del pane.
il 23 e il 24 luglio a Orta Cesus. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. I dettagli sul sito sfirso.it. Setrand, settore ecologia. Siamo in grado di attivare il servizio di pronto intervento ecologico in caso di emergenza e con potenziale contaminazione delle matrici ambientali. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Appuntamento nella sede regionale di Confindustria per la presentazione dell'Osservatorio Immobiliare 2021-2022 a cura della Federazione Agenti Immobiliari Professionali e con focus sulla provincia storica di Cagliari, per un'area di utenza che interessa circa la metà della popolazione sarda. Le notizie positive non mancano e vanno al di là delle aspettative, come confermano gli atti ufficiali registrati dall'Agenzia delle Entrate. La crescita a livello regionale al 31 dicembre 2021 è stata pari al più 33,50%, con un totale di 16.967 compravendite contro le 12.705 del 2020. Il dato relativo alla vecchia provincia di Cagliari è stato invece pari a più 24,79%. Le previsioni per il 2022 devono fare i conti con il rischio che venga bloccato il super bonus e con il vertiginoso aumento delle materie prime a causa della guerra nell'est Europa e dell'inflazione. Da qui la previsione di un futuro mercato immobiliare regionale instabile, ma con la conferma degli stranieri che stanno investendo nell'interno dell'isola. E siamo allo spazio che dedichiamo nel nostro approfondimento alla Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e lo facciamo con il Presidente regionale perché è stato presentato il sesto rapporto, in questo caso particolare dedicato all'area metropolitana di Cagliari. E di questo parleremo con il Presidente provinciale. Ma col Presidente regionale voglio sapere come stanno andando le cose in Sardegna. Beh, oltre le più rosee aspettative, non ci aspettavamo, chi poteva immaginare che nel 2020 e nel 2021 ci fosse questa fame di case. Nel 2021 addirittura in Italia ci sono state 750.000 transazioni, e in Sardegna, non ricordo esattamente il numero, ma c'è stato un più 32%, che è un dato enorme. Sicuramente ha aiutato molto il super bonus, sicuramente. Pur con le problematiche, la farraginosità del sistema, è stato un volano importante come tutti si aspettavano sicuramente. Nel corso di questa trasmissione approfondiamo proprio il discorso del super bonus insieme alla CNA che ha presentato il suo report, quindi anche gli agenti immobiliari vogliono la conferma.
Noi come federazione a livello nazionale abbiamo chiesto e auspichiamo che venga prorogato sino al 2025, addirittura che diventi strutturale, perché sono agevolazioni che aiutano l'economia, aiutano l'immobiliare, non certamente solo le agenzie immobiliari, ma tutto ciò che gravita all'interno della filiera dell'immobiliare. Come è cambiato il modo di vedere la casa dopo i 2 anni della pandemia? Beh, come ho detto prima, gli spazi abbiamo bisogno di più spazio. Se prima ci si accontentava per un nucleo familiare di 3-4 persone di 80 metri quadri, 90 metri quadri, adesso ce ne vogliono 130, 140. Il problema qual è? Ma questo è un sentore nazionale, non c'è offerta. C'è grandissima domanda, ma l'offerta latita e questo è un grande problema. L'impatto del turismo sul vostro settore, praticamente il turista straniero pensa di investire nell'isola? Assolutamente sì, ci accorgiamo che soprattutto al di là delle classiche e omologate destinazioni Costa Smeralda, Chia, Villa Simius, quindi al mare, il turista più che turista vengono per stabilirsi, quindi cercano nell'entroterra. Sì, noi abbiamo diverse richieste di immobili da ristrutturare, grandi, anche perché nell'entroterra si trova a prezzi sicuramente più concorrenziali, ma non viene vista come meta per le vacanze, ma proprio per stabilirsi. Ed eccoci con Giorgio Saveddu che rappresenta la federazione per quel che riguarda la provincia di Cagliari, l'area metropolitana. Parliamo della fetta più grande a livello regionale di possibili acquirenti, di movimenti di mercato. Come sta andando questo primo semestre del 2022? Allora, momentaneamente è un andamento positivo, abbiamo registrato un incremento tra il 2020 e il 2021 del 32,5% nelle transazioni con un leggero incremento dei prezzi. Stesso andamento lo stiamo riscontrando nella prima parte appunto del 2022. Nonostante veniamo dalla situazione della pandemia che siamo riusciti comunque a contrastare e quindi ad avere risultati positivi, però purtroppo ci stiamo, se così possiamo dire, impelagando nella situazione della crisi Russia-Ucraina, dove come ben sapete tutti c'è stato un incremento dei prezzi di energia, combustibili, materie prime e quindi un impoverimento delle persone con una riduzione del potere d'acquisto, e questo in pratica per chi non deve acquistare una prima abitazione residenziale sta portando a tergiversare nell'eventuale acquisto di un immobile. Quindi si sta investendo di meno sul mattone? Diciamo che c'è un momento per quanto riguarda la tipologia di investimento, un momento in cui si sta tergiversando. Il sesto rapporto arriva dopo 2 anni di pausa, 2 anni che comunque lei mi stava dicendo vi hanno visto protagonisti in assoluto, anche perché la pandemia ha cambiato il modo di vedere la casa da parte dell'utente. Assolutamente sì, l'utente in seguito appunto alla pandemia, quindi lockdown, smart working, la DAD, quindi la didattica a distanza, sta richiedendo diciamo degli aspetti particolari e specifici dell'immobile, quali per esempio una stanza in più da adibire allo smart working o alla DAD che ormai è superata, e uno spazio esterno anche abbastanza ampio come una terrazza a livello o un giardino per vivere la casa all'esterno, per non rimanere chiusi all'interno. E questo ha privilegiato le possibilità di acquisto al di fuori della città? Assolutamente sì, ne ha giovato molto l'Interland cagliaritano, però abbiamo riscontrato anche che in virtù diciamo, dei prezzi calmierati c'è anche una fetta di persone che dall'Interland ritorna a Cagliari città. Parliamo adesso del commerciale, come sta andando? Il commerciale è più penalizzato in virtù appunto della situazione economica, quindi diciamo che siamo in una sorta di situazione di, se possiamo dire, stagnazione, quindi
Questo noi lo vediamo passeggiando anche in città, poniamo nelle grandi vie commerciali di Cagliari, via Mano, via Garibaldi, via Dante, dove ci sono molti cartelli vendisi e affittasi. Quindi si ha la necessità sicuramente di alcuni strumenti legislativi, quali per esempio introdurre nuovamente la cedolare secca per quanto riguarda i canoni di locazione sui locali commerciali, che era stato introdotto soltanto per un anno, e questo potrebbe agevolare appunto gli affitti del commerciale, e poi anche delle politiche di sviluppo per quanto concerne le nuove e anche il posizionamento di imprese. Le Proloco della Tregenta e il Museo del Grano vi invitano alla sesta edizione Tregenta nel nome del pane, il 23 e il 24 luglio a Orta Cesus. C'è un posto nel mondo in cui l'eleganza incontra il gusto, l'energia accarezza i sensi e la bellezza si sposa con la terra. Il suo nome è Sardegna. Il suo vino è Siddura. Siddura, Sardegna in purezza. Passione, competenza, professionalità. Sono questi gli ingredienti che rendono unico un giardino firmato Sgaravatti. Da oltre 200 anni progettiamo e realizziamo giardini su misura, dal design inimitabile. Giardini unici, in perfetta armonia con la natura e i tuoi desideri. Sgaravatti Group, specialisti del verde dal 1820. Immagina un mondo migliore. Un mondo dove le auto emettono solo acqua. Un mondo senza più barriere. Senza più incidenti. Immagina un mondo dove zero è solo l'inizio. Immagina un mondo Beyond Zero. Ogni giorno selezioniamo con cura il nostro raccolto. Il meglio del territorio, da sempre garanzia di qualità. Ma è proprio quando le luci si accendono e il mercato si anima che tutto prende vita. Dalla terra alla tavola in meno di 12 ore. Frutta e verdura dal sapore autentico, come in un mosaico di freschezza e genuinità. E per chi apprezza i sapori esotici, un'ampia scelta di frutti tropicali selezionati. Fai impresa, la fai bene, meriti credito. Le garanzie diventano importanti. Il fondo di garanzia agevola il tuo accesso al credito. Se una banca ti presta denaro, hai garanzia a prima richiesta. Se ottieni 100, la garanzia copre fino a 80. La maggior parte delle garanzie è gratis. Il dettaglio sul sito spheres.it. Setrand, settore ecologia. Forti delle nostre competenze e dei nostri mezzi, realizziamo bonifiche di siti inquinati anche da amianto. La Setrand, azienda leader nel settore ambientale in Sardegna, si rivolge alle pubbliche amministrazioni e alle imprese dell'isola. Dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Terzo appuntamento stagionale con Panorama Sardo speciale estate a Carbonia, e noi che ci occupiamo di turismo in questo caso dobbiamo occuparci con il direttore generale dell'AS del Sulcis, Giuliana Campus, di un problema che si è venuto a creare nel cuore della stagione estiva, quando, contando Calasetta, Sant'Antioco, la zona di Carloforte, probabilmente la popolazione triplica. Il direttore generale si è ritrovato obbligato a chiudere uno dei pronto soccorso. Cosa è successo?
È successo che abbiamo avuto dei medici che sono andati in malattia, che sono attualmente in malattia, quindi su 6 medici presenti in pronto soccorso, 4 in malattia, per cui siamo rimasti con 2 soli medici a Carbonia e 4 medici a Iglesias, anche lì c'era un collega assente, per cui abbiamo fatto un unico gruppo e abbiamo dovuto chiudere uno dei 2 pronto soccorso per assicurare l'assistenza, ma con quei numeri in effetti non riuscivamo neanche a coprire tutti i turni, per cui ci sono venuti in aiuto i colleghi della chirurgia, sia del CTO che ci ha dato un medico appunto che lavora attualmente in pronto soccorso, e sia la chirurgia del SIRAI che ci ha dato 3 medici che coprono alcune ore di servizio in pronto soccorso. È stata sicuramente, dottoressa Campos, una scelta sofferta. Una scelta sofferta, tenendo presente che comunque tutti e 2 i pronto soccorso lavorano a dei ritmi importanti, però la scelta è stata legata anche al fatto che è necessario avere 2 medici per turno, almeno 2 medici per turno, perché abbiamo molti pazienti positivi per il Covid, quindi il medico non può seguire i pazienti Covid e i pazienti non Covid, quindi è un problema sanitario importante. Quindi questa scelta è stata legata al fatto che dobbiamo dare sicurezza, diciamo, sia ai pazienti che agli operatori. Lei, quando è arrivata alla guida dell'ASL del Sulcis al 1° gennaio, ha incontrato sicuramente tutti i responsabili, tutte le autorità del territorio. Quando si è verificato questo problema, qual è stata la reazione, per esempio, del primo cittadino di Iglesias? Allora, intanto quando c'è stata questa criticità ho convocato subito una conferenza territoriale sociosanitaria già nei giorni precedenti alla chiusura, perché pensavamo di riuscire a tenere aperto almeno fino al venerdì. Invece non c'erano i numeri per chiudere i turni, per cui siamo stati costretti praticamente a chiudere completamente. Ci siamo sentiti, sono venuti qui, abbiamo parlato e poi c'è stata, questo è successo il sabato, perché abbiamo chiuso di sabato alle 20. Alla fine di giugno. Ok, il lunedì mattina con l'assessore abbiamo incontrato, l'assessore ci ha riunito tutti in assessorati, abbiamo incontrato anche i sindaci lì in assessorato. È chiaro che c'è una reazione importante da parte soprattutto del sindaco di Iglesias, perché questo è stato visto come una prima fase dello smantellamento della sanità di Iglesias. Questo non è assolutamente il nostro intento. Io sono venuta qui per migliorare la sanità, per aiutare tutte queste persone a migliorare quelli che sono i servizi che hanno, che purtroppo in questo momento sono in grande difficoltà, ma la difficoltà importante è legata alla mancanza di personale che aspettiamo, arrivi, stanno facendo i concorsi, purtroppo siamo ancora in una fase iniziale di partenza delle ASL, quindi sicuramente questa è una delle criticità, ma l'altra criticità è legata anche al fatto che comunque, non essendoci ancora un'organizzazione territoriale, tutto arriva all'ospedale, che non può essere il centro nevralgico di tutte le cure. L'ospedale è destinato all'emergenza, all'urgenza, il resto deve essere fatto nel territorio e su questo stiamo lavorando con dei progetti che sono particolarmente urgenti in questo momento, anche perché mancano anche i medici di medicina generale, mancano dei pediatri, adesso per il momento ce le abbiamo coperte le guardie mediche, le guardie turistiche non so, adesso ci sarà, vediamo questi giorni cosa succederà. Soprattutto, dottoressa Campos, il fallimento del medico in affitto che era stato previsto con un budget importante dalla regione, si sono presentati pochissimi. Allora, noi siamo stati fra le ASL che hanno chiesto più medicina affitto, proprio perché c'era una forte carenza, perché comunque siamo partiti dal presupposto che
sono sempre dei medici, quindi affiancati agli altri medici possono dare una mano, perché comunque quando ci sono tante persone in pronto soccorso è importante il lavoro di tutti, chiaramente che devono avere le giuste competenze, ma secondo me queste persone affiancate sono sempre dei medici, quindi affiancate da specialisti possono dare una mano d'aiuto. Ne abbiamo parlato la scorsa settimana con il presidente provinciale dell'Ordine dei Medici. Questi medici definiti in affitto possono accudire i pazienti in codice bianco e in codice verde esclusivamente. Quindi hanno sempre necessità dell'assistenza di un collega con più esperienza. Sì, con più esperienza, ma se abbiamo due medici e uno segue per esempio il Covid e quindi praticamente è fuori perché deve seguire solo il Covid e l'altro praticamente secondo me impara anche, ecco, dalle difficoltà, da tutti i problemi che ci sono, cioè è anche diciamo, un campo di apprendimento questo. Ecco. È stata precisissima e anche dettagliata nel raccontarci quanto è accaduto negli ultimi giorni nel Sulcis. Adesso vorrei parlare della protagonista Giuliana Campus, in modo particolare del fatto che è stata per 20 anni alla guida dell'unità spinale dell'ospedale Marino di Cagliari, ha costituito un'equipe importante con tantissimi medici. Quanto le manca? Molto, molto. Mi manca quanto mia figlia che vive a Roma, guardi, è la stessa cosa, però ho lasciato un'equipe meravigliosa di persone molto competenti, veramente bravi, insomma, e siamo fra le 9 unità spinali italiane, quindi sono molto contenta di questo e poi io penso che comunque le persone debbano anche crescere, quindi ci sarà spazio anche per... Ecco, ricordiamo al telespettatore che lei questa unità l'ha fondata dietro le direttive di Aste. Sì, dottor Aste, che in quel momento era direttore generale, che mi aveva dato l'incarico di appunto aprire l'unità spinale. È stata una bella sfida, ecco, le dico una bella sfida con tante difficoltà, ma quello che ci ricompensa di più sono soprattutto i pazienti, perché veramente l'unità spinale è una grande famiglia, ecco. Le persone dicono sempre questa è la seconda casa, la nostra seconda casa. Ecco, e questa esperienza l'ha portata a essere presidente nazionale. Presidente della Società Italiana di Paraplegia, sì, al momento sono... Ecco, allora le domando, siamo alle battute finali, lei che quando si laurea fa la specializzazione è un'urologa, come si è ritrovata poi nel percorso dello spinale? Allora, io ho 2 specializzazioni, urologia e ginecologia, che mi sono servite moltissimo per il lavoro in unità spinale, perché la persona che ha una lesione midollare ha una serie di danni che non sono soltanto il fatto di non... Quindi c'è l'esigenza della multidisciplinarità dello staff. Soltanto non riuscire a camminare e andare in carrozzina. I problemi grossi sono problemi intestinali, vescicali, sessuali e quindi io con le mie 2 specializzazioni mi sono dedicata sia alla gestione dei problemi vescicali sia di quelli sessuali. Siamo un punto di riferimento anche all'interno della società per questo. Diciamo che tutta l'equipe oggi è in grado di affrontare in maniera a 360 gradi tutti i problemi della persona con lesione midollare, cioè la cosa fondamentale è stato creare una nuova figura che è quello dello spinalista, quindi un medico esperto in lesioni midollari. Siamo alla battuta finale, questi 6 mesi a Carbonia alla guida della ASL del Sulcis, che cosa le hanno insegnato di nuovo? Allora, è una bella sfida, c'ho molto entusiasmo nonostante le difficoltà di questi giorni, non mi lascio mai travolgere dalle situazioni difficili, sono molto determinata, ho una passione per il mio lavoro e penso che partire dallo studio, dalle competenze che si acquisiscono attraverso anche l'esperienza, ma soprattutto dal fatto di fare gruppo, di fare equipe, di dare anche la possibilità alle persone di crescere ascoltandole, sia fondamentale. Quindi l'esperienza passata penso che mi serva in questo lavoro che è molto complesso ma molto entusiasmante. Ecco, io sono venuta qui per aiutare queste persone. Ecco. Mentre prendevamo il caffè
prima dell'intervista mi ha raccontato che cosa le ha detto il suo papà nel giorno della laurea. Ricordati che devi essere il medico dei poveri. Ecco, io sono arrivata in un territorio dove c'è molta povertà, disoccupazione, quindi persone che sono già state penalizzate dalla vita. E credo che la vicinanza della nostra ASL a queste persone, garantirgli, fare di tutto per garantire quel diritto alla salute sia fondamentale. Questo è il mio impegno. In collaborazione con Gruppo Ena. Dal secolo scorso, la nostra passione sono i clienti. La cantina I Vini Siddura, Sardegna in purezza. Richiedi al tuo negoziante di fiducia i prodotti del mercato agroalimentare della Sardegna. Sgaravatti Group. Specialisti del verde dal 1820. Tregenta nel nome del pane. 23 e 24 luglio, Orta Cesus. L'Associazione Culturale Intermezzo di Nuoro vi invita dal 23 al 31 luglio alla 35esima edizione del Calagonone Jazz Festival. SE Trand, settore ecologia, dal 1979 al servizio dell'ambiente in Sardegna. Todde, come i nonni dei nostri nonni ci hanno insegnato.